Buonasera. 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 Buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro organizzato da 2 Lions Club della stessa circoscrizione e dello stesso distretto, il distretto TA2 e la seconda circoscrizione. E io sono Fiorella Gelsomino, sono presidente del Lions Club Porcia e vedete inquadrato anche il dottor Giorgio Beltrame, presidente del Lions Club di San Daniele del Friuli. Sera. Abbiamo organizzato un webinar, purtroppo altro non si può fare in questo momento per la situazione che tutti conosciamo, pensato proprio nell'ambito delle celebrazioni dantesche. Il 25 marzo, come sappiamo tutti, si è festeggiato il Dante D, una giornata creata dal ministro Franceschini, il ministro della cultura, dei beni culturali, per appunto celebrare la ricorrenza della morte di Dante. E noi lo festeggiamo, non si festeggia mai una ricorrenza così, lo ricordiamo oggi perché gli impegni il 25 marzo ce n'erano già parecchi. Allora, Dante è certamente il più grande poeta italiano, anche se chiamarlo poeta è anche un po' piuttosto riduttivo, ecco. Noi lo ricorderemo stasera come un relatore d'eccezione, il professor Floramo, ma principalmente lo ricordiamo attraverso la sua opera più famosa, la Divina Commedia. Tutti abbiamo letto qualche passo della Divina Commedia a scuola e non solo. C'è chi poi veramente ha approfondito in tutte e tre le cantiche, chi si è fermato a qualche frase, ma tutti conosciamo la Divina Commedia. Diciamo che spesso citiamo dei versi della Divina Commedia, sono diventati parte del nostro frasario, del nostro modo di parlare. Chi non ha mai detto Galeotto fu il libro, chi non ha mai detto infatti non foste a vivere come bruti. Dunque, abbiamo tutti amato Francesca, la povera Francesca costretta a sposare a suo malgrado un uomo che non le interessava, abbiamo tutti ammirato l'audacia di Ulisse. Dante ci ha saputo veramente commuovere e come dire, emozionare fino in fondo. Sono molto contenta di aver potuto organizzare assieme al Club di San Daniele questo webinar. Sono molto contenta per 2 motivi. Primo per l'oratore, il relatore d'eccezione che abbiamo, il professor Floramo, e secondo perché potremo visionare un prezioso manoscritto del 300 conservato presso la Biblioteca Guarneriana di San Daniele, e questo mi rende molto orgogliosa perché noi alle volte andiamo in cerca chissà dove di visitare un museo, visitare qualcosa. Questa volta ce l'abbiamo nella nostra regione, la Guarneriana è un'eccellenza della nostra regione, di cui dobbiamo essere molto orgogliosi. Molti giornalisti, molti quotidiani hanno paragonato questo periodo che stiamo passando all'inferno dantesco. E allora, secondo me, la conclusione è ovvia. Speriamo molto presto di poter tornare a rivedere le stelle. Grazie, passo la parola al dottor Giorgio Beltrame, presidente del Lions Club di San Daniele del Friuli. Sì, buonasera a tutti. Io sono qua appunto come presidente del Lions di San Daniele. Devo ringraziare Fiorella Gelsomino per questa iniziativa e per averci coinvolti e tutto il club di Porcia. Ringrazio anche Giancarlo Buono, il governatore, che fra un momento ci porterà i suoi saluti, e anche e soprattutto Maria Rosa Girardi Vanin, che è la segretaria del club, che ha collaborato con Fiorella per organizzare il tutto. Si sono dato tanto da fare, insomma, è un lavoro consistente quando si fanno queste cose. E il mio compito, anche essendo sannanelese, è presentare Angelo Floramo. Angelo Floramo, entro certi limiti, sicuramente non ha bisogno di grosse presentazioni. È un relatore sopraffino, molto creativo, un vero affabulatore, è uno dei tanti gioielli del San Danielese. È un uomo di cultura che non fa pesare nessuno la sua conoscenza, che di questi tempi è un pregio veramente straordinario. È dottore in storia medievale, con laurea in filologia latina medievale. C'è qualche problema? Sì. Conseguita all'Università di Trieste, è docente di lingua
e letteratura italiana e storia all'Istituto Marchetti di Gemona del Friuli. È un medievalista, nella ricerca storica forse se tutti sapessero un po' più della storia non avremmo tanti guai al giorno d'oggi. È anche un rifugio sicuramente cercare nella storia tante notizie nuove, e lui si perde nelle più antiche biblioteche di conservazione in Italia e in Europa, e nella fascinazione dei monasteri nascosti agli occhi del mondo. È uno studioso di vicende balcaniche. Questo può sembrare originale, ma in questo caso non è così originale, perché la famiglia di Angelo ha origini istriane. Il padre Luciano è stato un personaggio politico importante del Friuli. Molti anni fa è stato sindaco di San Daniele, presidente dell'azienda sanitaria, presidente dell'ospedale di Udine, consigliere regionale, insegnante di lingua italiana. E già da queste cose capiamo come mai Angelo sia uno studioso così importante, con così tanta cultura e con una passione per le vicende appunto dei Balcani. È uno scrittore di grande talento. Io ho letto alcuni suoi libri e ho ascoltato i suoi racconti in trasmissioni radiofoniche che mi facevano compagnia quando tornavo, insomma, rientravo ancora da San Donà quando lavoravo anni fa. E sono questi racconti particolari, tutti inventati nell'ambiente balcanico. Ha scritto alcuni libri, sono Balkan Circus, Guarneriana Segreta, L'Osteria dei Passi Perduti, e particolarmente importante l'ultimo, La Veglia di Ljuba. Ljuba in croato vuol dire amore, l'amore per la figura della madre Laura. È in parte un racconto biografico, perché parla appunto delle vicende di questa famiglia che viveva un po' al confine. Ed è un libro, cito la frase di Angelo, un libro scritto quasi fosse una esigenza intima, insopprimibile, che rendeva odioso ogni altro dovere, ogni altra distrazione capace di tenermi lontano da questa confessione. Da qui si vede l'amore per l'Istria, l'amore per i Balcani, l'amore per la sua terra e per questa terra di confine come anche il Friuli. Siamo qui perché è stato direttore scientifico della Biblioteca Antica Guarneriana, per cui la Guarneriana è la sua casa, e ancora adesso collabora per la promozione del patrimonio antico, e diciamo una visita guidata con lui dovrebbe essere una specie di TSO, trattamento non sanitario ma culturale, obbligatorio, educativo per gli studenti delle scuole. Naturalmente ha tutta una serie di collaborazioni scientifiche, una serie di progetti di ricerca, di interessi, bibliografie, ma questo fanno parte del curriculum istituzionale. È veramente una grande persona, e ci farà godere Dante come non abbiamo mai visto. Adesso do la parola al governatore Giancarlo Buolo, che ci porta i suoi saluti, e ringrazio ancora per essere venuto. Grazie, naturalmente, grazie a voi Giorgio e Fiorella per l'invito che ho accolto con grande piacere per questa serata di celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Dante Alighieri, il sommo poeta, la lingua italiana, cosa dire? Sicuramente un momento celebrativo fondamentale, importante per la nostra storia, ma per la storia direi di tutto il mondo. Dante, un poeta, uno scrittore, un politico, certo un po' tutto questo sicuramente, e il compendio, se vogliamo, di tutto questo era chiuso proprio nella commedia, anzi la Divina Commedia, come appunto Boccaccio ebbe a coniare giustamente, proprio per i simboli, per il significato, per il contenuto che appunto essa rappresenta. Ma soprattutto io punterei, diciamo, l'indice, l'accento sull'ospite della nostra serata, che è il professor Angelo Floramo, che ovviamente saluto con molto piacere e che rivedo dopo qualche tempo in cui abbiamo avuto dei momenti di condivisione, ed è sicuramente un piacere e una opportunità per tutti noi Lions, ve lo posso assicurare, avrete modo di poterlo constatare,
di poter condividere con lui questo momento, questa serata. E direi in modo particolare, come giustamente ha già evocato Giorgio, perché della Guarneriana Angelo è stato il curatore, il conoscitore, diciamo, quello che ha approfondito proprio i meandri più intimi della biblioteca guarneriana, una biblioteca importante nella quale è celato anche, come appunto già detto, un prezioso manoscritto che probabilmente non risale al 300, mi pare sia successivo, se non ricordo male, Angelo, e che ovviamente è una testimonianza ulteriore, preziosa, della presenza di Dante. E chi meglio del professor Floramo potrà fungere da Virgilio per accompagnarci proprio in questo affascinante percorso, e come vedremo la sua capacità lessicale, ma soprattutto la sua immensa cultura espressa con assoluta naturalezza, saprà renderci questa serata veramente molto molto interessante, vissuta tutta d'un fiato. E una sottolineatura per quello che è il mondo Lions: anche questo è uno di quei tanti momenti che abbiamo condiviso e vissuto nel corso di questa annata così diversa, mi piace chiamarla diversa, né difficile né complicata né triste, no, un'annata diversa nella quale abbiamo come dire, sperimentato dei nuovi modelli di conoscenza, nuovi modelli di relazione, ai quali probabilmente ci dovremo abituare anche in un prossimo futuro, perché nulla sarà più come prima, ma io credo che ci dobbiamo adattare con assoluta spontaneità a quelli che sono i cambiamenti che via via la società propone. E quindi questa sottolineatura per dire come i Lions si sono subito adattati a questa realtà e hanno prodotto una quantità immensa di incontri, di opportunità, di approfondimento, prevalentemente, se volete, nell'ambito culturale, sanitario, divulgativo, ma anche queste sono delle opportunità di crescita per tutti noi, proprio perché la cultura è un'espressione fondamentale del nostro esistere. Se prescindiamo da un approfondimento culturale, probabilmente non sapremo dare un senso alla nostra esistenza. E quindi grazie ai Lions per il loro contributo e anche per questa bella serata insieme al professor Angelo Floramo. Grazie Giancarlo, la parola ad Angelo. Grazie infinite per le bellissime parole, non credo meritate. Sono molto onorato di essere qui con voi, con coloro che stanno in ascolto, perché è sempre un raro privilegio riuscire a parlare dei tesori che sono custoditi dentro questa arca di sapienza che è la biblioteca guarneriana, che ormai insomma conosce bene tutto il mondo per il pregio e il valore delle sue collezioni e anche per il significato simbolico profondo che questa biblioteca ha assunto nel corso dei secoli, fin dall'atto stesso della sua fondazione, perché nasce per volontà di un chierico, di un umanista che fu importante, che fece una carriera brillantissima all'interno del patriarcato, tanto da diventarne il vicario patriarchino, ma considerò sempre più importante degli onori e dell'onore l'amore, secondo una sua convinzione particolare. L'amore prima di tutto nei confronti delle persone, era un umanista, quindi non poteva far altro che amare tutto ciò che è umano e, come si diceva prima, la cultura è quanto di più umano noi possiamo esprimere. E nel momento in cui ci aiuta ad allungare le nostre braccia verso gli altri, per comprenderli meglio, per riuscire ad inserirli in questo clima straordinario che poi è il mondo, l'universo, in tutte le sue meraviglie, in tutti i suoi stupori, tanto più ovviamente ha un suo valore operativo. Ma entriamo subito nel merito. Non farò la parte di Virgilio, me ne guardo bene, cercherò di evitare con cura il canto dei golosi, altrimenti mi acchiappano e mi custodiscono lì dentro per ovvi
motivi di inclinazione e di propensione, ma vorrei condividere con voi per il tempo di una mezz'ora piena, una quarantina di minuti, quella che poi è la mia meraviglia personale, la meraviglia che provo ogni volta che ho l'opportunità di aprire e di sfogliare questo manoscritto, che davvero è straordinariamente importante per tanti motivi che adesso cercheremo di enucleare chiacchierando. Poi spero che sia una chiacchiera leggera e lieve, perché la cultura è fatta anche di queste cose. Anzi, cerco subito di farvi vedere il testo in una sua riproduzione ad alta definizione, ad altissima definizione, come poi vedremo, e che ci permetterà, cosa abbastanza rara, di entrare nelle sue pieghe, nelle sue maglie, forse anche con maggiore agevolezza rispetto ad una visita dal vivo. Ecco, vi chiederei di unire agli occhi però l'elemento della fantasia, perché entrare dentro lo scrigno della biblioteca guarneriana, quel meraviglioso studiolo ligneo che appartenne a Monsignor Giusto Fontanini, il padrone tra l'altro, il proprietario di questo codice mirabile, significa mettere insieme, oltre allo sguardo e allo stupore, anche tutta una serie di sollecitazioni che purtroppo per noi qui non riusciamo ad evocare questa sera, però le ricordiamo: gli scricchioli degli scaffali, l'odore intenso della cera con cui per secoli sono stati puliti, la cera delle api, l'odore delle carte, delle pergamene, quella luce soffusa che chiunque sia entrato si ricorda bene, perché è capace di ricreare una sensazione di sospensione del tempo. È come se per incanto non solo i minuti e le ore, ma i secoli stessi rimanessero così con il fiato sospeso, perché la bellezza parla, e quando parla la bellezza non c'è bisogno ovviamente di altre parole. Da dove viene questo manoscritto? Diceva giustamente prima il governatore, la datazione è ancora piuttosto incerta, si presume in un periodo che si trovi a cavallo tra il 300 e il 400. Sappiamo che nasce a Firenze, e questo ci rende ancora più intrigati, ancora più appagati dalla sua consultazione. La bella Fiorenza, dentro la cerchia delle mura antiche, come diceva Dante, si raccoglieva un popolo certo vivace, acceso, capace di slanci culturali, politici, di grandi passioni e anche di grande bellezza. Quello che passa tra Via dei Calzaiuoli, Piazza della Signoria, Santa Croce, Santa Maria del Fiore, lo sappiamo bene tutti. È una gemma che davvero rende orgoglioso il nostro passare in questo mondo, sapere che quella è la terra in cui Lorenzo il Magnifico mise insieme una delle biblioteche un poco più recenti rispetto alla guarneriana, 1492 quella di Lorenzo il Magnifico, 1466 quella di Guarnerio, ma insomma una biblioteca che seppe raccontare al mondo le magie dell'umanesimo, la bellezza e lo splendore dell'umanesimo. Tra la fine del 300 e l'inizio del 400, nel convento dei Camaldolesi di Firenze, operava un opificio mirabile di trascrittori, di copisti e anche di dipintori, di miniaturisti. Tra questi eccelleva Bartolomeo da Fruosino, Ser Bartolomeo da Fruosino, che è anche l'autore delle prime miniature che adesso cercheremo di analizzare. È bello tener conto anche di un fatto, che è questo: la sollecitazione per riuscire a mettere insieme le carte che compongono questo inferno, questo manoscritto dell'inferno, venne dal mondo notarile. I notari, come venivano chiamati all'epoca, avevano delle grandi possibilità di investigazione culturale, avevano una buona capacità di spesa, spesso mettevano insieme le conoscenze giuridiche assieme a quelle letterarie, artistiche, e quindi in ambito notarile nacque l'esigenza di trascrivere il testo dell'inferno. Lo misero insieme
e lo portarono a questa badia, a questo, per la cura, per l'attenzione e soprattutto per la consapevolezza che il testo non bastava. Sembra quasi blasfemo dirlo di fronte alla straordinaria maestà di Dante, eppure il testo non bastava, perché era necessario farlo vibrare all'unisono con tutta una serie di richiami e di corrispondenze che avrebbero dovuto dare e comunicare piacere a tutto il nostro essere, a tutto il coinvolgimento che si ha nel momento in cui ci si avvicina a parole così solenni e a meraviglie così profonde. Come se l'arte e la bellezza potesse illuminare la parola. E non è un caso che i grandi maestri dipintori francesi che si applicavano alle carte di un manoscritto venivano chiamati proprio gli illuminatori, coloro che davano luce, che regalavano luce. Guardate la strutturazione di questa carta, che adesso noi cominceremo a vedere nel suo dettaglio, quella che poi gli studiosi chiamano la mise en page, no? La trascrizione sullo spazio della pergamena, già evoca un'architettura precisa, estremamente raffinata, attenta alle sue simmetrie. La pagina è perfettamente messa insieme in un testo centrale, che poi ovviamente è il testo in cui si articola la commedia, e poi tutta una serie intorno di note che danno questa, poi ci torniamo, danno questa configurazione al testo che è tipica dei testi scientifici dell'epoca più che dei testi letterari. Se voi aprite un testo di diritto del 1300, del 1400, o un testo di medicina, o un testo sacro anche, notate che la strutturazione è proprio la stessa. Nel cuore, proprio come se fosse lo scrigno stesso delle parole, si trova il testo dell'autore, e poi tutt'attorno si dipanano le note ed i commenti. Già il colpo d'occhio ci dice che a pochi anni dalla morte di Dante, appunto Dante muore, lo sappiamo benissimo, nel 1321, il testo che Dante aveva messo insieme necessitava di una spiegazione così approfondita. La malignità dei fiorentini direbbe non si capiva niente, no, di quello che Dante scriveva. Maligni loro, lo cacciarono ovviamente anche per malignità, si capiva certamente, ma era necessario, secondo quanto lo stesso Dante ebbe a spiegare, che il testo venisse chiosato, il testo venisse interpretato. Dante ce lo spiega bene. Il testo non può essere solamente interpretato alla lettera, ha molte ridondanze, ha molte vibrazioni, un'opera. Può raccontare quello che scrive, ma può anche alludere, può rappresentare con la meravigliosa bugia, così veniva definita, dell'allegoria, anche tutta una serie di altri rimandi e di altre contrapposizioni, riferimenti, doti ed eruditi che era necessario chiaramente spiegare e di cui era importante avere contezza. Quindi molte mani, è quasi fosse una polifonia, una policromia, tante voci e tanti colori si mettono insieme per questa meravigliosa commedia di Dante. E ovviamente quello che ci prende di più nel momento in cui la guardiamo è questa meravigliosa miniatura che campeggia proprio nella prima carta, immediatamente sottoposta alla rubricatura. Le rubricature sono queste parti in rosso, ruber appunto in latino, in cui in genere si sintetizzava, si faceva un piccolo sunto di quello che il lettore avrebbe trovato. Qui, ce lo dice in maniera chiara, qui comincia il primo canto della commedia di Dante, nella quale si dimostra come voleva pervenire alla cognizione della virtù. La cognizione della virtù, bellissimo. E perciò per conoscere questo fatto, gli appariscono le tre furie. Un'ulteriore voce allora.
C'è la voce solenne dell'autore della commedia, c'è la voce dei commentatori, che presto incontreremo e conosceremo, c'è la voce della miniatura e poi questa sorta di suggerimento che interviene all'inizio di ogni canto, quasi ad agevolare. Si chiamava accessus, ingresso, accompagnamento all'interno della lettura stessa. Quando arrivano le scolaresche, quando arrivavano le scolaresche, arriveranno, io su questo sono sicuramente ottimista, mi piaceva giocare con loro. Vedere le cose con gli occhi dei ragazzi regala sempre delle risposte che sono impagabili da parte loro. E generalmente loro riescono anche a comunicare con la loro sensibilità cose che alle volte ti sono sfuggite, pur essendo evidenti. Una volta un ragazzo mi disse: ma guarda un po', è chiaro che questo è Dante perché è travestito da Dante, no? È vestito come Dante generalmente si vestiva. Inizialmente mi è venuto da ridere, poi ci ho pensato e gli ho dato ragione, perché quello che questo ragazzino di terza superiore, quindi 16 anni, ha suggerito, creando l'ilarità tra l'altro del gruppo, ha del geniale, del portentoso. A pochi anni dalla morte di Dante, a pochi anni di fatto, se è vero che questa copia è della fine del 300, dell'inizio del 400, Dante era già diventato un mito, perché chiunque lo volesse esemplare o rappresentare, lo vediamo all'interno di Santa Maria del Fiore, lo vediamo dentro moltissimi manoscritti, lo rappresentava così, lo rappresentava vestito con questa sua importante tunica rossa, vestito da poeta laureato, con il paraorecchi bianco, con il suo bel cappuccio. In questo caso Bartolomeo da Frosino lo ingentilisce, non ha quel cipiglio severo, occhiuto, che generalmente gli vediamo campeggiare sulla faccia con il naso adunco, sempre quasi a sgridare il mondo per non essere adeguato alla sua missione, e ne avrebbe ragione, e ne ebbe ragione, però in effetti così viene rappresentato. E una volta un altro ragazzo mi disse: sì, è vero, qui esattamente come nella pubblicità dei rotoloni Regina, quasi una blasfemia da pronunciare in una sala lignea come quella guarneriana, invece ancora una volta no, dall'ingenuità una parola di saggezza. Ancora noi oggi attribuiamo a Dante degli elementi che sono mitologici, che ormai sono entrati a far parte dell'immaginario collettivo. E che Dante non aveva altri vestiti? Non ne aveva alcuni contigiati di giallo, per esempio, o di sfumature beige, o qualche cosa vagamente a pois? Forse sì, da quello che ci raccontano i novellieri del tempo, il Sacchetti soprattutto, che amava un po' sbeffeggiarlo il poeta. Ma è così che ormai lo vede la nostra immaginazione. 200, conservato presso la Biblioteca Guarneriana, è arrivato grazie all'appetito culturale di un erudito sandanielese del Settecento, Giusto Fontanini, insegnante di eloquenza alla Sapienza di Roma, nonché arcivescovo di Ankara, ci permette ancora oggi di godere. Ma entriamo nelle pieghe. All'interno di questa enorme N, perché questa è una N, la prima lettera in assoluto della commedia, che qui continua, e continua in maniera chiara, nel mezzo del cammin di nostra vita, lo si legge anche in maniera strepitosamente precisa, questo è bellissimo, no? Mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita, et quanto a dir, con tutte le varianti chiaramente, perché ogni manoscritto si arroga il diritto di tramandare una sua versione e una sua variante. Ma la N, questa prima lettera, diventa in questo caso un pertugio, una finestra, uno spiraglio che ci permette di spiare il poeta, di vederlo nell'atto di trascrivere la sua commedia, forse anche di copiarla. Ha uno studiolo affollato di libri, ha in mano la penna d'oca, come si può vedere, neanche una scorta in una tasca ricucita accanto al suo scrittoio, al coltellino che serviva a tutti coloro che scrivevano per temperare la penna d'oca, per riuscire a renderla appuntita
e giustamente angolata in modo tale da prendere l'inchiostro e scrivere. Il pavimento è un bellissimo pavimento in coccio-pesto, meraviglioso, tipico dell'epoca, tra l'altro, soprattutto nella zona della Toscana, e poi c'è un fiorire incredibile di lapislazzuli, l'azzurro d'oltremare, questa dipintura costosissima, preziosissima, che poteva essere realizzata soltanto dalla polvere di queste pietre dure che arrivavano dalla Persia lontana, e poi dai monti Urali, la malachite, il verde, l'oro zecchino, che appunto conferiva quel particolare barbaglio di luce alla miniatura stessa, e una delicata bellezza, non esagerata, non pomposa, proprio perché, si diceva prima, doveva esserci un dialogo tra le immagini e il testo, non una sovrapposizione, assolutamente. E quindi, oltre a questa miniatura, chiaramente poi il testo si dipanava, i commenti sono due, merita una piccola precisazione. Uno, il primo che incontriamo, è un commento in lingua volgare, un commento interessantissimo tra l'altro, perché fino a qualche anno fa, fino alla pubblicazione del Dante Guarneriano Bellezza in codice per i tipi di Vattori che curammo qualche tempo fa, qualche anno fa, ecco, fino ad allora si riteneva che potesse essere di mano di Jacopo Alighieri, quindi di un figlio, uno dei figli di Dante. E già sarebbe stato straordinario testimonio il fatto che il manoscritto sandanielese conservasse uno dei commenti di Jacopo Alighieri. In verità la cosa si fa ancora più interessante, perché è emerso che non ha nessuno dei commenti fino ad oggi studiati. Cioè il commentatore in volgare è un unico in assoluto. Non se ne trovano altri di commenti come questi in nessun altro manoscritto dantesco finora esaminato, catalogato dagli studiosi. E questo rende tale commento davvero incredibile, perché è ricchissimo, tra l'altro, di tutte quelle notizie che un commentatore medievale poteva inserire all'interno dell'opera dantesca. Ce ne sono tante, funzionava proprio in questo modo: la parola che doveva essere commentata veniva sottolineata, veniva riportata, e poi iniziava la lunga nota, il lungo commento, con le caratteristiche tipiche della cultura medievale, che va ad esaminare qualsiasi cosa, che vuole rendersi conto di qualsiasi cosa. Addirittura questo commentatore, per esempio, ci dà contezza dell'età esatta di Caronte, di Carondimonio. L'acribia, l'attenzione del commentatore vuole accontentare, vuole soddisfare ogni possibile curiosità del lettore, quindi la infarcisce di tutto l'insieme di conoscenze che un erudito medievale poteva avere a sua disposizione. È come se, e questo è anche appagante, sfogliando il commento medievale a questo testo, noi potessimo sbirciare dentro la biblioteca personale del commentatore, che lavorava esattamente, così me lo spiegava il mio professore di lingua e letteratura latina medievale all'università, il professor Nevio Zorzetti, cui devo tantissimo, non solo da studente ma nella vita, come giusto tributare ai maestri. È come se, diceva, fosse un gran bel cuoco, un bravo cuoco, un commentatore medievale che prende le spezie che si trova tra gli scaffali della sua cucina, ce le ha lì, e quelle spezie gli servono per insaporire la pietanza che sta preparando. Ecco, questo faceva un commentatore medievale, soltanto che invece della cannella, del cinnamomo, della curcuma, quello che volete, aveva Stazio, Giovenale, oppure le raccolte di Exempla, le laude, qualsiasi cosa potesse aiutarlo a comprendere meglio il testo. Seconda grande miniatura di un fascino e di una bellezza incredibile, perché qui conosciamo quel savio gentil che tutto seppe, Virgilio, e lo vediamo rappresentato in una maniera
anomala, con una barba bipartita, la classica barba del saggio, come generalmente veniva rappresentato il savio nel Medioevo, e con un dialogo incredibile che si gioca sulla punta delle dita e sul palmo delle mani. Dagli affreschi alle miniature, noi sappiamo che il Medioevo utilizzava ogni segno per riuscire a creare sussurro e parola, anche quando queste parole non venivano dette. Virgilio indica qualche cosa che si trova in alto, oltre la selva oscura, che non è una selva oscura che ci fa troppa paura questa, è una selva dagli accenti giotteschi. Bartolomeo da Fruosino, il miniaturista, era della scuola di Giotto, si ispirava alla scuola del grande maestro Giotto. Dare un'occhiata alla Cappella degli Scrovegni e poi guardare questa miniatura è come se creasse un ponte di condivisione, no? Ci sono certi elementi che poi ritornano. Punta in alto il dito e appaiono le 3 donne del paradiso, le 3 anime luminose che provengono proprio dai cerchi, dalle sfere celesti che qui vediamo benissimo e che sono intervenute ad intercessione di Dante davanti alla potenza di Dio, colui che ovviamente muove, quell'amore che muove ovviamente il sole e tutte le altre stelle, e queste 3 donne del paradiso sono ovviamente la Vergine Maria vestita d'azzurro, il colore della santità e anche del pensiero, della profondità del pensiero nel Medioevo. La Santa Lucia, che è come se abbracciasse, vedete, abbracciasse la causa, lei che non può più vedere con gli occhi dell'umano, ma riesce a vedere con gli occhi del divino. E infatti veste il colore della speranza, il verde, e poi il colore della carità. Fede, speranza e carità, i 3 colori che indossano le 3 donne di paradiso, che sono le 3 grandi virtù, forse molto più importanti delle altre 4 che sono la fortezza, la temperanza, la saggezza, la forza. Molto meglio la fede, la speranza e la carità, nella loro gentilezza femminile. Una invoca la Madonna alzando i palmi verso il creatore, l'altra abbraccia, e Beatrice che ama, chiama in una corrispondenza di dita, rispondendo all'appello di Virgilio, ma soprattutto all'accoglienza che poi Dante le fa con le sue mani. E questo quasi commuove, perché Bartolomeo da Fruosino intuisce e capisce esattamente come datore che esiste un'esigenza d'amore profonda nell'esperienza del cammino ultraterreno di Dante. Dante si muove perché ricerca quelle stelle che ha perduto. Anche a noi capita nella vita di perderle, le costellazioni, quelle che ci permettono di tenere la barra del timone ben dritta nelle rotte spesso travagliate della nostra esistenza. Questi tempi così difficili che stiamo vivendo paiono veramente una gran tempesta, e sembra davvero che la nostra terra sia quella nave senza nocchiero. Eppure le stelle devono esserci, e Dante le invoca alla fine di ogni cantica. Finisce sempre invocando le stelle, che sono la grande costellazione morale che invece riluce dentro di lui, come avrebbe detto poi più tardi il filosofo Immanuel Kant. Ma se continuiamo nella nostra esplorazione, nella nostra curiosità tra queste carte, cerchiamo di vedere se riusciamo a contemplare altre immagini come questa. Va detto una cosa: costava tanto Bartolomeo da Fruosino, si faceva pagare perché era bravissimo, e quindi è possibile che i notari che gli commissionarono il lavoro poi alla fine si trovarono senza il becco di un fiorino, potremmo dire noi oggi, e quindi si esaurì ben presto l'intervento del maestro e alla sua mano se ne sostituì, come vedremo, un'altra. Ma per adesso soffermiamoci ancora a godere quello che Bartolomeo ci ha regalato. E questo è l'incontro che Dante fa con gli ignavi. Siamo ancora nell'antinferno. Dante non li sopportava, era gente che diversamente da lui non aveva scelto mai
e quindi nella pena del contrappasso era costretta a girare, come ben sapete, attorno a questo emblema privo di insegne, costretto a roteare senza sosta e senza posa, e poi vengono tormentati da questi schifosissimi insetti che li pungono. Beh, ad occhio nudo, devo dire la verità, non riusciamo a notare tutti questi particolari nella miniatura di Bartolomeo da Frosinone. E quindi forse, malgrado l'emergenzialità del momento, siamo anche fortunati perché riusciamo a guardare cose che generalmente un visitatore, quando ha la fortuna di sfogliare il Dante guarneriano, non vede. E qui i particolari sono incredibili. Io credo che Bartolomeo da Frosino, tra questi dannati ignavi, abbia inserito più di qualcuno che gli stava un po' sullo stomaco. Grande soddisfazione di un artista al poterlo fare, in effetti i tratti del volto sono talmente precisi e un volto è diverso dall'altro che questo noi probabilmente immaginiamo, e forse è anche la verità. E tra i tanti notiamo anche noi, come lo nota Dante, lo zuccottino bianco di Celestino V, colui che per Viltade, no? Colui che per Viltade fece il gran rifiuto, lasciando libero il posto, occupato poi in maniera così violenta per Dante, poi malauguratamente violenta, di Bonifacio VIII. C'è un Caronte meraviglioso che purtroppo ha perso la faccia, un Caronte sfacciato, purtroppo non riusciamo a vedere il suo ghigno infernale, ma sicuramente notiamo tutto il resto. Sembra strano, ma c'è un cielo meraviglioso in questo inferno guarneriano, un cielo che parrebbe più vicino al dolce color d'Oriental Zaffiro che introduce invece le atmosfere della cantica successiva, e quindi del purgatorio, così intimiste e così nostalgiche. Però, insomma, in guarneriana anche l'inferno ha una sua sensibilità artistica. Ecco, questo, come vedete, adesso cambia mano. Avevano davvero finito le palanche, come si suol dire, cambia anche lo stile profondamente, però, ecco, lasciatemi dire questo mentre mi avvio quasi alla conclusione, perché il tempo a nostra disposizione sta per concludersi. Questo forse ci ha anche permesso di guadagnarci qualche cosa, perché se Bartolomeo da Frosino è un maestro, e come tutti i maestri interpreta e riesce a dare una sua visione personalissima delle scene e dei contesti, la mano più popolareggiante, che è questa, che si faceva pagare di meno, ma probabilmente era più vicina al sentire collettivo, ci regala delle immagini che sono forse più fedeli a quelle emozioni che serpeggiavano nella gente comune. Probabilmente il demonio lo vedevano più facilmente così gli abitanti delle strade di Firenze, piuttosto che in maniera concettualistica, come invece avrebbe potuto vederlo Bartolomeo da Frosino. E il Stavvi Minos, orribilmente ringhia con la sua coda spaventosa, lo trasforma in un demonio con le mani grifagne e con anche lui i piedi arcuati. Eppure la grazia e la bellezza di Paolo e Francesca si salvano anche in questa mano forse un po' più rozza, forse un po' meno preparata rispetto a quella di Bartolomeo da Frosino, e tutta la delicatezza di Dante, tutta la sua sospensione, il fiato trattenuto, malgrado la bufera infernale che mai non resta e che vediamo qua sopra muoversi tra le nubi, di fronte all'amore dei due grandi amanti dell'inferno che non si dividono nemmeno là dove il cuore dell'uomo sembra non avere più diritto di chiedere nulla, e invece Dante riconosce a questo amore la grandissima dignità, la sorprendente bellezza. Lui, poeta dell'amore, lui, straordinario cantore di questo sentimento, lo salva anche nel cuore dell'inferno. Un'ultima cosa vorrei
segnalarvi, condividere con voi. Guardate, si vede talmente tanto bene il testo e anche la pergamena da vedere la parte scabrosa, quella che portava al pelo dell'agnello, in questo caso. Questa è una pergamena d'agnello, vista la sua colorazione giallognola, qua vediamo addirittura i pori della pelle stessa. Ma ecco ancora una miniatura, come vi dicevo, il mio canto, il canto dei golosi con Ciacco e con Cerbero che con 3 gole caninamente latra, con le 3 canne, come dice Dante, aperte, e ancora una volta l'atteggiamento di comunicazione delle mani che mi sembra splendido e bellissimo. Guardate, una cosa che tra l'altro è anche una grande novità è questa: notiamo che ad un certo momento il testo si ingemina, cioè diventa gemellare. Io leggo qualche cosa che mi è noto e che è noto a tutti noi: Cerbero, fiera, crudele e diversa, cum 3 gole caninamente latra sopra la gente che qui vi è sommersa. E poi guardo l'altra colonna e mi accorgo che c'è qualcosa che non mi torna, non è più Dante, è latino. E in più sono esametri perfettamente scanditi. Fetore torribilis terramque hec suscipit implet, hic fera crudelis diversaque Cerberus ingens. Sono esametri perfetti. E uno potrebbe chiedere, ma perché gli esametri? Ma cosa hanno fatto sti pazzi di notari? Hanno addirittura commissionato, se non addirittura l'hanno fatto loro, la traduzione di Dante in latino. Sì, Dante si sarebbe rivoltato nel suo avello, scagliando maledizioni infinite, perché ovviamente Dante vuole nobilitare la lingua volgare, la lingua del bel paese ove il sì suona, ma Dante alla fine del 300, all'inizio del 400 comincia già ad essere richiesto nel mondo. E il latino all'epoca è come l'inglese per noi, è l'unica lingua veicolare che permette di comprendere Dante, fino ad arrivare alle terre scabrose dell'Islanda, volendo. Lo comprendevano tutti, e questa è una straordinaria operazione che il Codice di San Daniele testimonia, la traduzione di Dante in latino perché tutti ne potessero godere. Chiudiamo con un monito, altra miniatura sempre di stile popolareggiante. Questo è Plutone, il gran nemico, che tiene sotto i suoi piedi tutti di fronte al male, tutte le categorie umane sono coinvolte, non importa che tu sia papa, non importa che tu sia imperatore, non importa che tu sia cardinale, non importa che tu sia gran signore, santo, giusto o peccatore, fa la morte ragguagliare. E qui li vediamo tutti presi dalla loro avidità: l'imperatore, il papa, il cardinale, il monaco, il mercante, il mercadante. Attenzione, gente di subiti guadagni, dice Dante, non fate l'errore di perdere la vostra semenza, potremmo dirlo proprio chiudendolo con il nostro amato Ulisse. Fatti non foste a vivere come bruti, ma a conseguir virtute e conoscenza, a conseguir virtute e conoscenza, come Ulisse, a costo di diventare esperti degli vizi umani e del valore, dove la parola esperienza sta a significare uscire al di fuori del peiron, uscire al di fuori del circuito, del perimetro che ci chiude e molto spesso ci soffoca. Ecco, chiudo proprio con un auspicio: che sia possibile di nuovo fare esperienza, uscire presto dai nostri confini che ci chiudono e che ci soffocano, e continuare a cantare pervicacemente, con insistenza, la bellezza dell'essere umani, la bellezza di questo breve spazio che ci viene concesso, ma che possiamo davvero riempire con così tanta bellezza che fa male, che quasi fa male, ed è bello ogni tanto assaporarne anche le parti più apparentemente dolorose.
Bene, con questo io vi ringrazio, sono anzi anche uscito di ben 5 minuti, per cui vi chiedo scusa, ma ecco, mi auguro che la prossima volta sarà possibile sfogliarlo, questo manoscritto, in presenza, magari tutti assieme. Grazie. Grazie professore, è volato questi 40 minuti, sono veramente volati, saremmo stati a ascoltarlo ancora qualche ora con estremo interesse. No. Veramente. Pensavo anch'io che era appena incominciato, è già finito, qua non va bene così. Troppo gentili. Dicevo che l'unico virus che vorremmo che si diffondesse è proprio questo, quello della cultura. Farebbe solo bene, sarebbe un virus ben accetto e nessuno farebbe la vaccinazione contro. Assolutamente. Verissimo. Assolutamente. Beh, ma insomma, non l'ha detto Dante, ma la bellezza ci salverà, insomma, ecco. Si spera. Ne sono convinto, sì. Ci sono domande? Non ci sono domande ora come ora. Io ho visto nei commenti, ci sono solo moltissimi complimenti nella tavola dei commenti, è stata molto gradita, insomma. Giancarlo, un commento, poi chiude Fiorella. Sì, certo, molto volentieri. Io naturalmente con molto pudore riprendo la parola perché come vi avevo anticipato, il professor Floramo sa intrattenersi con molta abilità e ci ha proprio calato, proprio accompagnato in questo percorso, seppur breve, ma molto intenso. E quindi io sono felice di questa sua presenza, di questo suo contributo così pregnante, così importante, che credo i presenti avranno apprezzato senz'altro molto, molto volentieri. Grazie veramente. Grazie a voi, grazie. Cos'altro dire oltre a ringraziare di nuovo il professore, ringraziare le tante persone, mi pare che siamo arrivati a 130 persone connesse, quindi insomma l'argomento non avevamo dubbio, nessun dubbio in materia, l'argomento era molto interessante. Dante è il padre della nostra lingua, Dante l'ha in qualche maniera anche codificata, poi chiaramente la lingua è un organismo vivo, cambia, si evolve, ecco. Grazie a tutti, in particolare al professor Floramo. Consentitemi anche a me di ringraziare la segretaria del San Daniele perché è stata bravissima, disponibilissima e bravissima. Speriamo che ci sarà la possibilità, siamo sicuri, magari dall'autunno, di poter venire a San Daniele a visitare la biblioteca. Questo sarebbe una cosa che penso piacerebbe a tutti molto. Ecco. Dovremmo farlo in maniera contingentata perché chiaramente non saranno possibili gruppi numerosi, no? Mi rivolgo ai due dottori per un bel periodo, immagino, sarà difficile. Ma sembrerebbe proprio di sì, che a settembre dovremo tornare ad una quasi normalità. Ce lo auguriamo veramente tutti di cuore. Certamente. Rimaniamo distanziati, in qualche caso è anche un vantaggio rimanere distanziati. È una fortuna. Allora, ho visto anche un commento del sindaco che ci ringrazia di San Daniele, che ci ringrazia per l'iniziativa. Sì. Tra i commenti c'è. Grazie. Fiorella? Bene. Benissimo, grazie a tutti, grazie per la partecipazione numerosa, grazie al professore, sapevo che era bravissimo, ma veramente non è il professore che ci immaginiamo che fa la lezione, è un amico che ti parla, proprio che ti apre la mente. Grazie professore. Grazie a voi, a tutti. Grazie governatore, grazie a Giorgio e speriamo di poter venire a San Daniele presto a vedere, non più in webinar, ma a vedere direttamente in presenza. Ce lo auguriamo, buona Pasqua a tutti. Le dita. Grazie, buona Pasqua a tutti, tanti auguri a tutti. Arrivederci. Grazie.